La giornata della Dante, il 29 maggio, si presuppone che nascesse il sommo poeta Dante Alighieri. Oggi il Comitato di Agrigento vuole ricordarlo parlando anche alla luce del 150° anniversario della nascita di Pirandello della letteratura del Novecento. La mia relazione sarà proprio dedicata a Dante Alighieri, ma la lingua italiana, vista attraverso poi personaggi siciliani che hanno dato tanto alla letteratura come Verga, Pirandello, Sciascia e Camilleri. Un percorso in cui si mette in risalto che i quattro autori sono partiti sempre dal loro modo di pensare siciliano, ma che poi hanno avvertito la necessità della lingua italiana come momento unificante di comunicazione con tutti e quindi arricchendo in questo senso con le loro opere la lingua italiana. Il 29 maggio, giornata importante per i ragazzi, si ricorda la possibile nascita di Dante e anche un ricordo di Luigi Pirandello a distanza di 150 anni dalla nascita. Sì, infatti noi oggi i ragazzi anzi ricorderanno Dante, parliamo del 1300, giusto? Ricorderanno Dante dopo averlo ricordato anche durante l'anno scolastico tante altre volte, però oggi è a conclusione di un progetto che è dell'offerta formativa per il quale i ragazzi si sono impegnati tutto l'anno per realizzare quello che è questo percorso didattico-culturale che hanno portato avanti. L'anno scolastico è ormai giunto al termine, nonostante questo il liceo Leonardo però ci teneva a ricordare, ecco, Luigi Pirandello. Sì, e come si fa a non ricordare Luigi Pirandello? Luigi Pirandello sta nel nostro cuore. Ogni anno noi, anche per quanto riguarda Luigi Pirandello, non facciamo altro che ricordarlo con delle opere ben precise, con uno studio accurato per quanto riguarda le varie novelle e i vari scritti che noi abbiamo per quanto riguarda Pirandello. Pirandello è il fiore all'occhiello, possiamo dire, del Novecento, è il fiore all'occhiello del nostro non solo periodo ma della nostra città.